Scusa. La Dene c'ha ragione. Oh. Avanti, avanti. Permesso? Avanti. Sono cliccante, se Tommaso Cadira. Ah, là si Tommaso Cadira in cui è la via, tu vai. E che si Tommaso Cadira, bella picciocchetta. Ti devo narrare di una missione da parte di questa femmina con trotto, so, messo in un vada che vive in impresa di Sant'Antonio. Ma questa è sorella mia. Deve essere, poi te adesso mi dai, ma no, devi andare luego, cada esa uva, in magazzino. Resta simile su me. Porco boia, due che riappensi sa cuva. Una radio a sorella mia, che si andando cando lui, come? Ne, a che rasinari e ti compra sta scaramellas. Questa caramella, questa parte, poi una caramella a razza arrestivo. Vai che due stu senatore, vai. Vai, già la cuida un po' in trese, vai. E andate, speriamo che sia una cosa all'estra, va. Che era il piede che a Tommaso Cadira deve venire fragante. A Mimmi non mi dà conta giusta. Questa questione dei cogliuari ti interessa troppo. Ma con chi è? Boh, io non ti comprendo per nulla, no? Ricordate. Ma si potete? Salute. Solo sesso. E non subisca io solo. Ti serve il documento su altre cose, tornare quando queste Tommaso. Ma io non so altra cosa di spiegare, vai. Vai Fernande. Ma poi si da querer finire. E non ti è tonto. Cade sicuro, Tommaso, con te con da fai dato. No, non abbiamo mai creduto. Ma capisci Antonica mi fai a questa cosa. Ma io pensavo solo a studiare, invece sono uomini da questionare. No, non perché so proprio pensare. Ha ragione tenia io che su te sapatisce due sabrasia. Ah, mio, ascolta, a Mimmi, graru, Tommaso, non mi da fai dare. Porta io a finza l'intenzione di mi da fai dare, vero? Che tanto si riagua fuori per una questione in domo. Già di questi ci deve seminare. E dove pure, don Torrone? Ma no, ma non è che sono mia, già. Non ti posso proprio... Io non ti ci sei saccattato proprio di nulla, non ti ci sei saccattato. Raccattavo, non mi raccattavo. Ma chi andai mai a pensare una cosa a caso? Andiamo, prima che zenzette. Attagno, tanti te ne stai genitori. ma sotto io, mi ha fatto prancare a me. Vai, io azzardo a costo, ma purtroppo non si possa fare nulla. Su di cosa sti succede? Nostra Signora mia, a scomprendi con su Marzani di Tommaso Cadira, inghiriante. Ma lasciamo a Tommaso che sa crevedera ricomincia a fare per decroppolo. Ma a Tonicca non la bieca Tommaso è per dare. Sul mondo si è scurriando a si investe. È una cosa che non viene da bene. Va. Io devo sì. Che devi andare? Che devi andare? Porca accidente, messo cupa di Inu in piazza Sant'Antonio e zio anche andendio pure canno. No. È una cosa che non fa da narrare. Porca accidente. Bando tagliare cacchi! Ehi te bando mi griccas. Ah, fai una cosa. Che duetta zubando a chiegere maccoso ande di municipio. Ma solo aggiumbando luego. Aspetta, ne sta andando. Ah, stare subando a chiedere conforare il macco. Ma possibile che non può entrare con una brulla? Ah, isso che fai brulla sa che chiedo. Se il brulla si è fatto un biello ai coglieo, sul santo che si è fatto. In pampar del fuoco quando stocca. Porca miseria.
sta cupa io che capoverde mi dispiace, te sei un candidio puro, can. Boh. Ma la che recupera. Si avverte sa popolazione che il Tommaso Cadira, s'impiegato comunale, se sfurriava a conca. Fai attenzione che è pericoloso. Nostra signora mia, tutto a me mi deve precapitare. Non era che giù, si due cale su macchine che io così in conca, ti tu faccio passare in presione, ma la detto sia. Io sapevo avvertio, che non permetto di fare brulla sa che giù. Come sa brulla si da faccio piazzeo? Aspetta vago. 112. Pronto? Brigadiere? Sono l'impiegato Tommaso Cadira del comune di Abbasanta. Dovete arrestare immediatamente il banditore perché è letteralmente impazzito. No, quello l'ho detto io per scherzo. Ascolti, passo da voi e vi spiego tutto. Porca miseria, arrasseghi livro. Stai andando in caserma. Poi ti spiego tutto, già loro luego. In caserma. Bobo. Caserma. Ma che diavolo è successo? Cosa manda di essere successo? Vamo, per sapere. 112. Pronto, sono il sindaco, vorrei parlare con il brigadiere. Ah, è lei. Mi sa dire cosa è successo al mio impiegato Tommaso Cadira? No, è un malinteso, le spiego. Si tratta di un innamoramento per una giovane. Pericoloso. No? Poi passo da lei e ne parliamo. Grazie e arrivederla.